Allora siamo con Laura Tomasella. Laura, cosa è mancato per vincerla questa partita? Un po' magari di ordine a centrocampo. Sì, diciamo che loro è risaputo che siano una squadra molto aggressiva, ci hanno messo un po' in difficoltà nelle giocate di palla a terra. In effetti siamo arrivati difficilmente vicino alla porta, abbiamo fatto conclusioni solo da lontano, poco pericolose. Quindi probabilmente forse l'aggressività che loro hanno messo ci ha messo in difficoltà rispetto alle altre squadre. Dà speranza magari il fatto che negli ultimi 10 minuti di questo Vittorio Veneto si sia mosso bene in avanti alla fine, anche se non ha concretizzato quello che doveva concretizzare. Sì, diciamo che alla fine abbiamo cambiato un po' il modulo e siamo riusciti a trovare qualche giocata in più rispetto che all'inizio, però comunque niente di molto pericoloso. Forse ci siamo un po' riversati in avanti rispetto ai primi minuti del secondo tempo, però l'organizzazione diciamo che non è stata così precisa oggi. Sabato c'è l'anticipo contro un'altra seconda in campionato che è questa sorpresa Ferrara. Sì, il Ferrara ha già fatto 9 punti, mi sembra, erano seconde a pari punti col Marcon. Che oggi ha vinto. Che oggi ha vinto. E io l'ho incontrato l'anno scorso e so che non era così, probabilmente si saranno attrezzati meglio, non so sinceramente. Comunque dobbiamo riuscire a giocare meglio palla e muoverci meglio, soprattutto in fase offensiva. Grazie Laura. Ciao. Allora mister, sei più contento che il Marcon abbia colpito la traversa o del finale del tuo Vittorio Veneto? No, io sono contento della gara che ha fatto nella totalità dei tempi disputati. E, secondo me siamo partite veramente bene, abbiamo fatto veramente un buon approccio alla gara, siamo state un po' sfortunate perché abbiamo creato parecchie occasioni, non siamo state bravissime sotto porta. Io così a memoria mi viene da pensare solo a un tiro del Marcon in primo tempo nel quale il Reginato è stata brava a deviare e come dicevi te è una traversa alla fine, quindi portiamo a casa un punto, va bene, oggi può andare bene anche così. È chiaro che noi siamo venuti per fare una partita completa, per portare via i 3 punti, non sempre ci va bene, oggi, ripeto, va bene così in attesa della prossima partita. Proprio dicevi, riassumendo, i primi 10 minuti bene, il Vittorio è partito veramente bene mettendo lì il Marcon, poi quel brivido su Reginato nella ripresa un po' schiacciato dal Marcon un attimo in difesa e poi nel finale diciamo che questo Vittorio Veneto è venuto fuori per provare a vincerla questa partita. Sì, io credo che siamo state veramente padrone del campo dall'inizio alla fine. Poi è chiaro che abbiamo speso e quindi ci sta che anche il Marcon abbia provato a fare la partita. Ripeto, io sono soddisfatto di quello che hanno dato fino alla fine. Ripeto, è mancata oggi la ciliegina sulla torta che poteva essere il gol, la conclusione anche verso la fine di Ponte poteva starci. Ci siamo trovate parecchie volte a tu per tu con il portiere, un po' di imprecisione, un po' di foga di metterla dentro. Quindi ripeto, io posso essere solo soddisfatto. È chiaro che adesso insomma, la classifica si accorcia, domenica affronteremo nuovamente una seconda in classifica perché so che il Ferrara ha vinto, quindi bene, noi andiamo avanti partita per partita, affronteremo col massimo impegno. Oggi abbiamo visto che possiamo anche soffrire, ripeto, mettiamo a posto quelle cose che ci mancano sotto porta e poi vedremo l'andare del campionato. L'unica cosa che voglio chiederti, ti ha toccato togliere Virgili e come sta a proposito? Sì, no, niente, adesso aspettiamo un attimo il responso medico, ma credo sia un piccolo stiramento. Niente, però al di là di questo, che è comunque una grave perdita, vediamo di recuperare un po' tutte, perché oggi mancava anche Zanon per dire, mancava infortunate storiche, Casagrande, anche Furlan, al pieno non c'era Tonon che pur essendo in panchina. Ripeto, è chiaro che adesso dobbiamo un attimo cercare di fare quadrato, mettere a posto un po', come si dice, leccarci le ferite e preparare la prossima gara. Siamo con mister Semenzato. Mister, 2 conclusioni di cui una pericolosa nel primo tempo, parata a terra da Reginato, poi nella ripresa avete schiacciato un attimo il Vittorio Veneto e quanto ci ha creduto mister lei che la palla di Camilli entrasse per il gol del vantaggio del Marcon? Allora, la partita di oggi è stata una partita molto bella, combattuta da 2 bellissime squadre. Il primo tempo, come ha detto lei, è stato a favore del Vittorio, il secondo tempo siamo usciti noi, le abbiamo schiacciate lì nella loro metacampo. Loro sono usciti agli ultimi 10 minuti, 8 minuti, però la squadra si è comportata benissimo, ci abbiamo creduto, infatti come ha detto lei
sul cross non mi ricordo adesso, penso sia stato della Tasso, la Camiglia ha colpito di testa, l'avevamo vista dentro, insomma è stata una bellissima azione, comunque dai, diciamo il risultato è giusto, va bene così. Come dicevamo, un tempo per parte, quindi concludendo proprio con un classico risultato di 0-0. Sicuramente sì, come ha detto lei, il primo tempo abbiamo avuto quelle due occasioni che il portiere loro è stato bravissimo, però diciamo che dai, visto nell'arco di 90 minuti il risultato rispecchia quello che si è visto in campo. Com'è questo Marcon in crescita comunque, anche perché non ha ancora perso, e l'obiettivo di campionato? Allora sicuramente siamo in crescita perché anche oggi avevamo due ragazze squalificate molto forti, praticamente diciamo i due attaccanti, una per squalifica e una per infortunio dall'inizio del campionato. Abbiamo giocato quasi tutto un tempo con una ragazza del 2002, gli ultimi 15 minuti abbiamo inserito anche una ragazza del 2001, dunque questa squadra ha grandissima ancora potenzialità di miglioramento, sicuramente le soddisfazioni non mancheranno nel proseguo del campionato. Grazie mister, in bocca al lupo. Buona giornata.